Mercoledì 11 luglio 2007 nella Sala Tommaseo dell'Ateneo Veneto che vedete inquadrato alle mie spalle, l'Ateneo si trova proprio di fronte allo storico teatro La Fenice, ovviamente di Venezia, presentazione della monografia dell'artista se stesse Francesco Mariani. Il volume, edito da Bandecchi e Vivaldi, è stato curato dai critici e storici dell'arte Gregorio Rossi e Chiara Filippini, curatori del Museo di Arte Contemporanea Italiana in America, dove Francesco Mariani è presente con sue opere. Il volume è arricchito dai testi critici di Giulia Ballerini e Anna Ramenghi e da un'introduzione di Roberto Sabatelli, direttore della Civica Pinacoteca Amedeo Modigliani. Ma torniamo all'Ateneo Veneto di Scienze, Lettere ed Arti che, come già detto, fra qualche minuto ospiterà la cerimonia di presentazione della monografia di Francesco Mariani. Nacque dalla fusione della Società Veneta di Medicina, dell'Accademia dei Filareti e dell'Accademia Veneta Letteraria nel gennaio del 1812 con decreto di Napoleone Bonaparte. Il suo primo presidente fu lo storico dell'arte Leopoldo Cicognara. Tra i vari soci che l'Ateneo Veneto ha annoverato nel tempo ci sono nomi illustri quali quello di Daniele Manin, Nicolò Tommaseo, Alessandro Manzoni, Antonio Fogazzaro, Diego Valeri, Carlo Rubbia. Ed ora saliamo al primo piano dell'Ateneo Veneto per proporvi le immagini della presentazione del volume. Chiara Filippini insieme a Gregorio Rossi è curatrice del Museo di Arte Contemporanea Italiana in America, museo che ha promosso la pubblicazione del volume relativo a Francesco Mariani. Inoltre Chiara ha stilato anche dei testi critici per Francesco Mariani. Esatto, questo catalogo che viene presentato in occasione della 52esima Biennale di Venezia vede un'importante presentazione che è quella di Miguel Ángel Obregón López, il ministro consigliere dell'ambasciata di Costa Rica in Italia. Inoltre c'è anche un importante testo critico e un saluto di Roberto Sabatelli, direttore della Pinacoteca Modigliani, e poi il testo della bravissima pittrice ed amica di sempre di Francesco Mariani, Anna Ramenghi. Inoltre un testo di una giovane storica dell'arte, Giulia Ballerini, che ha già avuto modo di conoscere Francesco quando vinse il concorso bandito per la presentazione del libro di Piero Nincheri a gennaio 2007. Ricordiamo che Piero Nincheri è stato il maestro più importante che ha avuto Francesco Mariani, anche se ne ha avuti altri prestigiosi, ma diciamo il punto di riferimento artistico della carriera di Francesco Mariani è sempre stato Piero Nincheri. Esatto, e oltre che il suo maestro è stato anche un grande amico che ha visto anche in lui le grandissime doti artistiche e l'ha promosso e valorizzato, e questo è, oltre che un grande gesto da parte di un maestro, è anche un grande segno di amicizia senz'altro. Gregorio Rossi, critico e storico dell'arte, ben conosciuto dai nostri telespettatori, è insieme a Chiara Filippini il curatore del Museo di Arte Contemporanea Italiana in America, e vogliamo sapere come è avvenuto il contatto fra il Museo della Repubblica della Costa Rica e Francesco Mariani. Dunque, il Museo di Arte Contemporanea Italiana in America, con sede a San José in Costa Rica, tanto all'interno della nostra ambasciata italiana quanto ora in allestimento in una nuova sede proprio costarricense, è nato perché l'arte contemporanea italiana è poco conosciuta in Italia, figuriamoci all'estero. Poi a un certo momento ci accorgemmo che all'estero ci vedevano i detentori, i sacerdoti, i custodi dell'arte in generale, e pensammo a questa iniziativa che ha avuto poi forse più successo di quanto ci aspettavamo. Per l'arte contemporanea intendiamo proprio gli ultimi 20 anni di produzione. Altri musei erano nati, ma erano nati intorno al 1920 e quindi ormai sono cose storiche.
E la Costa Rica, che ha sempre appoggiato questa iniziativa con il Presidente della Repubblica precedente, con l'attuale Presidente Oscar Arias, e anche un premio Nobel per la pace, ha saputo vedere nel linguaggio dell'arte le stesse motivazioni che abbiamo visto noi, cioè un linguaggio universale e un linguaggio di pace in una nazione che non ha esercito e che è l'unica nazione nel mondo che non lo ha. Quindi per la seconda volta alla Biennale di Venezia, e poi il palcoscenico internazionale per eccellenza, ha voluto presentare, oltre a se stessa con un proprio artista, anche artisti italiani. 2 anni fa iniziamo e quest'anno stiamo continuando e si spera di esserci poi per tutte le edizioni a venire. E dobbiamo parlare appunto di Francesco Mariani, che oggi presenta nell'ambito della 52esima edizione della Biennale questa monografia che è un punto fermo nella prima fase della carriera artistica di Francesco. Sì, è un punto fermo, anche un punto importante. Intanto dimostra la sua presenza in questo museo che a sua volta rappresenta l'arte contemporanea italiana all'estero, non in un'altra nazione, ma in assoluto fuori dall'Italia. E poi il contatto tra Francesco Mariani e il museo in America onestamente nacque tramite il grosso lavoro di divulgazione che Mariani fa nei confronti del suo maestro Piero Nincheri, per cui venne allestita una mostra a San José, per il quale venne fatta una prima pubblicazione, un catalogo della mostra a San José, per il quale poi all'Istituto Italo-Latinoamericano, che rappresenta 21 nazioni, Costa Rica compresa, 21 nazioni, un intero continente, gli allestirono una mostra con un nuovo volume e via via però Francesco Mariani, da promotore di Piero Nincheri, pittore anche lui, allievo, è stato visto non più in questo ruolo ma anche è stato visto come autore, e come autore è piaciuto, e come autore è entrato a far parte del Museo in America, e come autore è arrivato alla Biennale. Lo storico dell'arte Giulia Ballerini ha avuto il compito di scrivere un testo critico importante che è stato inserito dalla editrice Bandecchi e Vivaldi nel catalogo che oggi viene presentato all'Ateneo. Credo che oggi questo sia un giorno importante per Francesco Mariani, indice della maturità artistica che egli ha raggiunto rispetto agli inizi, legata all'insegnamento del proprio maestro Piero Nincheri, inizi che risalgono al 1975, e oggi con la presenza di questo volume all'interno della 52esima Biennale di Venezia, Francesco Mariani appunto ha raggiunto un notevole omaggio alla propria opera. Certamente è impossibile nei pochi minuti televisivi che abbiamo a disposizione definire la figura di un artista, ma oggi, come tu hai detto, è un momento importante nella carriera di Francesco Mariani, un momento anche di verifica. Come lo possiamo sinteticamente definire come artista? Francesco Mariani è un artista figurativo, però carica le proprie opere di una simbologia tutta personale, con un espressionismo appunto denso, materico, senza i chiaroscuri, quindi lui si è staccato dall'insegnamento di Piero Nincheri, caricando le proprie opere appunto di una valenza simbolica. I temi sono spesso quelli classici o mitologici, un erotismo che si tinge anche in atmosfere oniriche. L'arte per Mariani credo sia un bisogno irrinunciabile, dove attraverso l'arte Mariani esprime tutto se stesso, e lui si definisce infatti un malato d'arte, proprio le sue opere riflettono tutta la sua psiche e la sua interiorità. Siamo assieme alla dottoressa Rita Calenda della società Sartim, che si occupa di scoprire nuovi talenti. Ce ne vuoi parlare in modo più ampio? Beh, più che scoprire nuovi talenti, con la mia società ci occupiamo di arte, per cui l'arte vera. Abbiamo promosso anche una mostra di Silvestro Lega e tutte cose abbastanza culturali molto più importanti, e contemporaneamente seguiamo giovani artisti, ci occupiamo della loro promozione, della loro visibilità, non dando molto spazio all'aspetto commerciale, ma proprio all'aspetto culturale, alla loro opera, alla loro arte, e li abbiamo portati, 8 di questi se li abbiamo selezionati,
e presentiamo un catalogo alla 52esima edizione della Biennale. E collabori con il professor Gregorio Rossi, che è qui accanto e al quale diamo la parola. Ecco, una cosa importante è che loro sono una società che in realtà si dovrebbe occupare di mercato, mentre invece a Milano in questo momento è allestita una mostra con 64 disegni di Silvestro Lega, una mostra che Milano non rivedrà mai più, almeno che non venga a noi la voglia di ridargliela, perché nessuno possiede 64 disegni di Silvestro Lega, nessuno dei quali in vendita, fatta in occasione del bicentenario della nascita di Giuseppe Garibaldi, di queste celebrazioni, quindi un'iniziativa puramente culturale, un modo di intramarsi col tessuto sociale e culturale della società, del territorio dove loro operano, e a dimostrazione che si può fare mercato ma si può fare anche cultura. La collega Daniela Lombardi segue da anni come ufficio stampa l'attività artistica di Francesco Mariani. Esatto, io ho conosciuto Francesco, che oramai è diventato anche un amico, soprattutto un amico, da tantissimo tempo, quando ancora Piero Nincheri era fra noi, e quindi ho un ricordo bellissimo anche di Piero. Francesco, diciamo, oggi ha avuto il coronamento, l'inizio del coronamento di quella che è la sua attività artistica, perché lui vive di arte e ha seguito per tantissimo tempo, si è dedicato a piene forze all'arte del suo grande maestro che è Piero Nincheri, e finalmente è riuscito a trovare un po' di spazio, giustamente, anche per la sua opera, che mi sembra valente. Concludiamo il nostro servizio da Venezia con Francesco Mariani. Proprio qualche minuto fa si è conclusa la presentazione del volume e alle nostre spalle, vedete, scorrono nuovamente le immagini di un video realizzato dal regista Marco Frosini, video dedicato all'opera del maestro Francesco Mariani, che oggi festeggia, anche se i 30 anni sono in arte, sono già trascorsi da almeno un biennio, ma è il modo migliore per festeggiare i primi 30 anni nel mondo dell'arte. Penso proprio di sì, perché essere alla Biennale oggi credo sia una cosa fantastica. Sogno di ogni artista. Un sogno di ogni pittore. Non mi reputo un artista, ma mi reputo un pittore, per cui essere alla 52esima Biennale presente a mormorare Francesco Mariani mi sembra un sogno, però è un sogno che oggi si è realizzato. Un editore importante, Bandecchi e Vivaldi, critici importanti come Gregorio Rossi. Vorrei ringraziare molto Bandecchi e Vivaldi, che ha sostenuto tutta questa pubblicazione. Vorrei ringraziare la Chiara Filippini, Gregorio Rossi, l'Istituto Italo Latinoamericano che ha permesso tutta questa operazione. Vorrei lanciare anche un messaggio ad Anna Ramenghi, che mi ha aiutato nel testo critico insieme a Giulia Ballerini, e persone con le quali oggi ho un contatto diretto e che mi reputo un po' fortunato in questo. Con chi condividi questa gioia oggi, questa gioia veneziana? Ma senti, io vorrei mandare un messaggio soprattutto ai giovani, che non si stanchino di dipingere, di disegnare e che credino ancora nell'arte, perché l'arte è una cosa importantissima dentro ognuno di noi.